Il 14 e il 15 settembre Verona diventa capitale mondiale dell'atletica leggera con la 30ª edizione di Lupatotissima, una delle corse storiche in Italia perché è la quarta corsa di atletica per longevità in Italia, e una manifestazione quindi importantissima che vedrà impegnati 500 atleti. Come Regione Veneto sosteniamo sempre con grande favore il connubio tra sport e salute perché è sempre più importante in questo particolare momento storico. Ospiterà anche la corsa nazionale di 24 ore, quindi l'ultramarathon, che è un evento importantissimo nel panorama dell'atletica. Siamo qui a Venezia per presentare un appuntamento importantissimo del panorama delle ultramaratone, 30 anni della Lupatotissima e un trentennale che andava riconosciuto da parte della Federazione di Atletica con la manifestazione tricolore della 24 ore, perché quest'anno assegneremo il titolo di campioni italiani in occasione della Lupatotissima e sarà l'occasione per dare ancora più visibilità a questa manifestazione che non solo raccoglie tantissimi appassionati del settore delle ultra, ma dà lustro a un territorio che lo ospita. Sarà una manifestazione che durerà 26-27 ore dal momento della prima partenza fino all'ultima premiazione e sarà un'occasione per correre, per stare insieme, per conoscere i luoghi dove si andrà a correre, ma soprattutto per stare insieme, come è quello che lo sport dovrebbe fare ogni giorno, e noi come federazione cerchiamo di essere sempre vicini a chi crede in questi principi. 14-15 settembre avremo la 30ª edizione della Lupatotissima, dove verranno svolte delle gare di ultramaratona. Esattamente sono 3 tipologie, quindi la 24 ore, la 12 ore e la 6 ore. Appunto un campionato italiano FIDA, la Federazione Italiana Atletica Leggera. Contemporaneamente avremo anche una staffetta tra l'altro tra le più longeve del panorama nazionale, che si svolge nelle 3 soluzioni, diciamo la 12 per un'ora, la 6 per un'ora e la 24 per un'ora, che è quella più importante, che appunto ripercorre un'intera giornata, dove c'è un discorso di aggregazione di atleti che ognuno fa la sua ora, ed è veramente uno spettacolo vedere anche l'atmosfera che all'interno di questo stadio Consolini di Verona si crea. Ognuno ha i suoi stand e c'è molto affiatamento, quindi è una manifestazione stupenda proprio a livello umano. Siamo orgogliosi di ospitare anche questo campionato italiano. Nel 2022 avevamo fatto il campionato europeo, che è stato di un'importanza stratosferica, dove ci sono stati anche dei record mondiali e ci ha dato un bel lustro, quindi siamo molto soddisfatti del nostro lavoro. Aiuta l'associazione che su delega della Federazione Italiana di Atletica Leggera sovrintende all'ultramaratona. Cos'è l'ultramaratona? Tutto quello che è superiore alla maratona e a partire dalle 6 ore di corsa. Di solito ci si pone un traguardo, noi diciamo che beyond the marathon, oltre la maratona. Un'associazione che ha più o meno 800 tesserati, un centinaio di manifestazioni in tutta Italia, un centinaio di volontari che coordina dappertutto. Oltre a questo sono anche dirigente internazionale di un'associazione che su delega della World Athletics che si occupa di ultramaratona in Italia. Abbiamo condiviso con la federazione la presentazione, cioè il campionato italiano delle 24 ore a Verona. Siamo certi che dopo il mondiale realizzato a Verona ci sarà un ottimo risultato.